tenevo evidentemente ad essere con voi come ogni anno in questo momento, un po' per fare il bilancio delle cose fatte insieme in questo anno, un po' per appunto raccogliere le vostre proposte e anche le tante sollecitazioni. Mi complimento anche per il taglio dato stamattina e per insomma dalla maglietta in poi, dal colore della maglietta in poi, appunto permettetemelo. È una battuta che so che con gli amici posso permettere, ma le tante cose, dicevo, che abbiamo fatto insieme in questo anno sono indubbiamente molte e la vostra associazione ha sempre condiviso precedentemente e non solo le scelte fatte, ma anche poi a posteriori rispetto al bilancio delle tante occasioni di lavoro comuni. Sapete bene che in questo anno sono partiti importanti bandi che abbiamo condiviso nelle innovazioni anche rispetto al percorso burocratico e amministrativo e che credo abbiano, prima il vostro Presidente diceva ci sono tante risorse, bisogna utilizzarle. Io Presidente, per quello che attiene ai miei bandi mi piacerebbe averne il triplo delle risorse, perché effettivamente la risposta è sempre stata molto importante da parte del territorio. Devo dire che sia i fondi regionali che i fondi europei per ciò che attiene allo sviluppo economico sono utilizzati al 100%. Quindi io non mi posso sicuramente lamentare rispetto alla risposta che voi date ai tanti provvedimenti della Regione del Veneto, ma vorrei che facessimo ancora di più insieme. L'anno scorso ricordate sicuramente che il tema centrale era indubbiamente il credito, non che quest'anno non lo sia. All'epoca io mi presi l'impegno solenne di affrontare, oltre che con i provvedimenti anticrisi, anche quello che in quella sessione chiamammo in quell'occasione microcredito. A me sarebbe piaciuto oggi venirvi a dire che la mia promessa era stata mantenuta. Io la mia promessa effettivamente l'ho mantenuta. Le delibere rispetto al microcredito sono state portate in giunta, sono state condivise dai miei colleghi assessori, sono stati poi redatti i regolamenti di applicazione, fatto tutto quello che doveva fare, ma poi, come sapete, perché la polemica sui giornali è divampata, qualcuno ha pensato bene di fare ricorso contro quelle due delibere e quindi quelle due delibere oggi sono ferme. Quindi oggi, se non c'è la misura del microcredito che in un qualche modo copriva quella prima parte, prima dei provvedimenti anticrisi, dai 10.000 ai 50.000, anche se l'anticrisi parte da 25, comunque dai 10.000 che era il target che a noi interessava, oggi dovete dire grazie a qualcun altro. E chiudo qui, non voglio fare polemica, però sapete anche a chi potete ringraziare, perché non occorre che ve lo dica io. Poi, rimanendo sul tema del credito, a brevissimo, vedrete sulla stampa una nuova misura che in un qualche modo allarga ancora di più le maglie delle garanzie. Io ho piacere di parlarne con voi, perché con voi il confronto è sempre stato molto attento, ma anche molto costruttivo. I provvedimenti che noi abbiamo varato sino ad oggi in tema di credito erano sicuramente innovativi, erano provvedimenti indubbiamente in prima linea anche rispetto ad altre regioni, ma che nel tempo, con questa crisi che è come un virus che continua a modificarsi, sono sufficienti sicuramente, sono indispensabili sicuramente, ma forse sono perfettibili. E allora, siccome a noi piace come Regione Veneto ricercare la perfezione, anche se ovviamente non ci arriveremo mai, abbiamo pronto un nuovo provvedimento che a breve presenteremo, sebbene sia già stato votato in giunta, già passato in commissione e già rivotato in giunta, quindi è pronto. Lo presenteremo appunto con il Presidente Zaia ed è un provvedimento che sulla falsariga, diciamo, sulla filosofia di quello che era il provvedimento dell'anticrisi, però permette, immettendo tra i 16 e i 20 milioni di risorse, queste sì, della Regione del Veneto,
e con un accordo molto stringente con le banche e con i confidi 107, che hanno tutti lavorato ad un tavolo in maniera importante, hanno tutti sottoscritto una convenzione con la nostra finanziaria, riusciremo a garantire un credito allargando le maglie. Prima il vostro Presidente diceva che bisogna saper valutare anche il merito, bisogna saper valutare anche la prospettiva di un progetto, bisogna saper valutare un'impresa andando in quell'impresa. E questo noi abbiamo chiesto alle banche. Abbiamo chiesto alle banche di poter, insieme a noi e insieme al sistema dei confidi 107, appunto, valutare i progetti, suddividendo in qualche modo il rischio del credito, che noi riteniamo per le nostre imprese non sia sempre così classificabile come tale e quindi come rischio, suddividendolo per la finanziaria della regione, che appunto mette 20 milioni di euro, un pezzettino anche per la banca, perché un po' di rischi se li può assumere anche lei, e un pezzettino ai confidi. Questo ovviamente senza minare il patrimonio dei confidi, e tanto meno quello della nostra finanziaria, ed è per questo che appunto abbiamo utilizzato di quei 35 milioni dell'anticrisi, gli ultimi 16 milioni proprio per poter mettere in campo questo provvedimento. Quindi nelle prossime settimane le banche sono assolutamente allineate, lo conoscono. Devo dire che alcuni imprenditori telefonano per sapere appunto, proprio perché la banca, per la prima volta devo dire, capita, le banche raccontano finalmente i buoni provvedimenti, non perché siano buoni provvedimenti della regione, ma perché sono provvedimenti a favore delle imprese. E quindi tra l'altro vi sarà una massiccia campagna anche di informazione, proprio pubblicitaria, passatemi il termine, proprio per arrivare al cuore delle imprese e arrivare all'informazione. Tutto questo con voi, con la vostra associazione, lo abbiamo condiviso in nuce, prima ancora di cominciare a scriverlo, perché devo dire, così come per il microcredito, anche la necessità di questa ulteriore misura è un po' made in Confartigianato. E quindi io sono a ringraziarvi perché siete un pungolo costante, positivo, molto leale, e io so di poter avervi accanto anche nei momenti in cui magari vi è qualche polemica che qualcuno vorrebbe sollevare. E guardate, non è cosa di poco oggi, lo diceva bene il vostro Presidente prima, la politica è sicuramente nell'occhio del ciclone, magari più quella nazionale di quella regionale, però ne riflettevamo anche l'altro giorno proprio in una riunione informale di giunta con il nostro Presidente, di come sia a volte facili, come siamo a volte anche facili bersagli di polemiche che nulla hanno a che vedere con noi, ma la politica poi va tutta nello stesso calderone. E allora saper stringersi, come si diceva prima, saper condividere anche una battaglia importante come quella che portiamo oggi addosso è assolutamente fondamentale. E oggi sono anche a dirvi appunto che a proposito di tutto ciò che stiamo facendo contro la contraffazione, contro questo fenomeno che non solo è dilagante ma che è veramente mortale, abbiamo da tempo attivato un tavolo che non è, credetemi, il solito tavolo in cui ci si siede tutti e ci raccontiamo quello che potremmo fare e che non facciamo. È di fatto un tavolo a posteriori. Prima abbiamo fatto e poi ci siamo ritrovati per vedere quanto ancora c'era da fare, ma quanto avevamo fatto. Un tavolo coordinato e condiviso anche con l'assessore Donazzano, l'assessore che conoscete bene al lavoro, e con l'assessore Manzato appunto per la tutela del consumatore, con Guardia di Finanza e con le prefetture e con quanti carabinieri pure appunto si occupano della contraffazione, ma soprattutto di tutta la parte del controllo. Perché? Perché da anni, partendo da uno straordinario protocollo firmato in prefettura di Padova, dove vi è stata una particolare sensibilità attorno a questo tema, vorremmo che quel protocollo, che ha dato buoni frutti, perché prima i dati che venivano dati di sequestro sono comprensivi e credo che per buona parte comprendano soprattutto i sequestri fatti a Padova dalla Guardia di Finanza, abbiamo trovato, devo dire, nel tempo non solo una modalità, ma abbiamo trovato persone, abbiamo trovato anche ovviamente nelle forze di polizia e nelle forze dell'ordine chi parla la nostra stessa lingua, chi parla la lingua degli imprenditori, chi parla la lingua dell'istituzione, chi parla la lingua delle forze dell'ordine e chi dello Stato.
E come sempre le buone azioni camminano sulle gambe degli uomini e delle donne, ovviamente. E quindi intorno a questo tema si sta lavorando da tempo, da una parte, quindi per reprimere e per dare anche un segnale importante a chi vuole venire nella nostra regione e pensa in un qualche modo di avere un percorso più agevole nel vendere ciò che è contraffatto, perché tanto nessuno lo controlla, perché poi passano la voce tra di loro. E quindi il sapere che invece qui c'è una repressione precisa e puntuale e un'attenzione fatta anche dal consumatore, fatta anche dagli imprenditori, fatta da un muro, da una muraglia costruita tutti insieme, indubbiamente è anche un deterrente. Dall'altra parte, tanti, devo dire, sono anche i progetti innovativi di ricerca e innovazione che oggi stiamo finanziando e che cominciano anche ad essere presentati. Tra l'altro la prossima settimana ne sarà presentato uno sul vetro di Murano, che è uno dei tanti temi. Voi sapete che come Regione Veneto abbiamo una legge storica che tutela l'autenticità del vetro di Murano e abbiamo addirittura una commissione regionale che verifica nei negozi che quel marchio sia a posto in maniera giusta e corretta, ma è un fenomeno veramente vastissimo da controllare. E quindi ulteriormente hanno messo in campo un progetto, lo presenteranno, ma così come nel vetro può essere in qualunque altro prodotto, proprio per verificare la tracciabilità di quel prodotto in maniera informatica, in maniera telematica, in maniera semplice, facilissima, con tutti gli strumenti di ICT che oggi credo che dai nostri bambini fino a tutti noi siamo in grado assolutamente di utilizzare. Quindi comunque la reazione c'è, è forte, noi siamo attentissimi a questo tema e credo, e me lo auguro evidentemente, che anche il potersi trovare come giunta, come assessori uniti davanti a questo problema forse è la prima volta, ma è indubbiamente un ulteriore segnale molto forte. E sono segnali che poi chi vive di questa malavita organizzatissima li nota molto bene. E quindi io sono convinta che possa essere non solo un deterrente, ma che si possa continuare in maniera molto incisiva a contrastare questo fenomeno. Chiudo perché uno degli argomenti che mi era stato assegnato era quello delle aggregazioni, dicendo che appunto un altro degli impegni era quella della legge sulle aggregazioni. Sapete che la nuova legge è in commissione, abbiamo chiuso la legge sul commercio e quindi ora possiamo dedicarci anche a quella sulle aggregazioni. È una legge snella, semplice, che già conoscete perché abbiamo avuto modo di presentarvela insieme. Nel frattempo abbiamo utilizzato un bando sulle aggregazioni e ovviamente su tutto ciò che attiene a questo tema, anche per i distretti e per le reti di impresa, che facesse un po' da palestra prima della legge. È andato benissimo. Tutte le domande che sono state a sportello accolte dalla Regione Veneto sono state finanziate. Peraltro devo dire che hanno risposto tutti i territori della Regione in maniera assolutamente omogenea. Abbiamo ricevuto progetti, sono circa 156 progetti, sono tutti, ripeto, finanziati e sono equamente divisi, direi, ovviamente proporzionalmente con la produttività di ogni provincia. Vicenza è sempre la prima, ma poi anche le altre seguono in maniera assolutamente importante. Peraltro in maniera innovativa, per la prima volta, noi sistematicamente incontriamo tutte le reti o le ATI, insomma tutte le aggregazioni che si sono formate con i distretti tradizionali durante il bando, in modo tale da seguirli per quanto attiene alla rendicontazione. Sapete anche che è stata introdotta la figura del certificatore proprio per snellire e anche per facilitare tutto ciò che attiene alle rendicontazioni che in tempi passati hanno creato non pochi problemi. Quindi da una parte diciamo l'aggressione, tutto ciò che era burocrazia, che era lungaggine nei tempi, controlli e tanti problemi che sin dall'inizio del mio mandato mi avete sempre puntualmente spiegato e sottolineato. Dall'altra parte ovviamente
nuove normative attente all'evolvere dell'economia, l'attenzione al credito, lo sottolineo sempre perché credo che oggi sia un tema cocente, e dall'altra parte appunto le proposte che noi raccogliamo, le proposte che io ho letto anche nel vostro appunto book distribuito oggi, ma che, ripeto, non arrivano nuove, perché il cammino che tutti insieme abbiamo fatto in questi anni e sempre quotidianamente è un cammino che io conosco e che quindi non solo condivido, ma che direi è frutto di spirito, di passione, ma anche di attenzione comune, e io di questo vi sono veramente tanto grata. Ancora grazie.